ritrovati, buon 1° maggio, edizione trevigiana dei nostri telegiornali e proprio del 1° maggio parliamo in apertura. Ci sono la sicurezza sul lavoro e la lotta al precariato tra le priorità portate in piazza da CGIL e CISL-UIL a Treviso. Aumento degli stipendi e rinnovo dei contratti nazionali tra le altre rivendicazioni espresse unitariamente dai sindacati. Nato più di un secolo e mezzo fa, durante la travagliata lotta per la conquista delle 8 ore lavorative in Nord America, il 1° maggio fu dichiarata per la prima volta festa internazionale dei lavoratori a Parigi nel 1889. In Italia si cominciò a celebrarla quasi subito, ma si dovette attendere il secondo dopoguerra mondiale perché fosse inserita stabilmente tra le festività nazionali. Da allora il 1° maggio si è sempre dovuto confrontare con i problemi dettati in volta dall'attualità. Un'attualità che in Italia, come nella Marca trevigiana, deve però ancora una volta chiedere innanzitutto sicurezza sul lavoro. Quando il mondo del lavoro diventa sempre più precario, diventa sempre più pressapochista, quando il profitto supera in importanza la sicurezza, il rischio è proprio questo e di fatto, come dire, noi lo stiamo denunciando da tempo e ora è tempo invece che si provi a mettere in campo delle iniziative, delle modalità, dei controlli e delle risorse della formazione proprio per far sì che chi va al lavoro alla mattina possa rientrare alla sera in serenità, portando a casa la pagnotta, come si suol dire, ma soprattutto portando a casa la pelle. Salute e sicurezza sono le due parole d'ordine fondamentali scandite a gran voce da CGIL e CISL-UIL anche a Treviso nel 2025. Questo è il tema lanciato dalle organizzazioni nazionali che noi vogliamo ribadire perché riteniamo che sia fondamentale sui posti di lavoro che ci sia prima di tutto la salute e la sicurezza. Un tema che ci preoccupa tantissimo perché riteniamo che non sia normale in un paese come l'Italia che ogni anno ci siano più di 1000 morti sul lavoro. Ci preoccupa questo dato, ci preoccupa il fatto che stia diventando quasi la normalità perché ogni anno si ripetono questi numeri, quindi con forza vogliamo chiedere più controlli, più visite, più ispezioni, ma soprattutto molta più cultura della sicurezza. Dobbiamo fare tantissima formazione in modo che le lavoratrici e i lavoratori mettano la sicurezza sul lavoro al primo posto. Naturalmente questo deve essere fatto anche dai datori di lavoro. L'attualità del 1° maggio si inserisce poi anche nel dibattito su quale forma debba assumere la nostra economia e la nostra organizzazione del lavoro per reggere le sfide che pone un mondo in rapidissima evoluzione geopolitica, scosso dallo spettro dei dazi e attraversato da una frenetica corsa tecnologica. Proviamo a mettere di fronte a, come dire, davanti ai profitti la formazione, la sicurezza, proviamo a mettere davanti ai profitti l'eliminazione della precarietà, l'aumento degli stipendi, il rinnovo dei contratti. Sono tutte rivendicazioni che ci portano in forma unitaria, CGIL e CISL-UIL assieme, a rivendicare che un altro modo di lavorare è possibile e se vogliamo anche il futuro per il nostro territorio, se non vogliamo vedere ancora 100 giovani all'anno che se ne vanno dopo aver studiato, dopo aver portato a casa la laurea, se ne vanno a lavorare da qualche altra parte, è bene che proviamo a pensare un modello di sviluppo diverso. La partecipazione, cui i lavoratori vengono chiamati dai sindacati, non si esaurisce con la celebrazione di una ricorrenza, ma col rinnovo di un impegno costante e a più livelli a salvaguardia dell'occupazione e dello sviluppo. Se noi vogliamo, parlando di lavoro, garantire ai lavoratori un lavoro tranquillo, non la messa in discussione del proprio lavoro, dobbiamo riuscire a farli partecipare alla scelta, alle scelte aziendali, alle scelte del mondo del lavoro. Molte volte vengono fatte delle scelte anche a livello europeo su riqualificazione, su scelte di mercato, eccetera, che poi pagano i lavoratori finali. Ecco, noi per evitare tutto questo riteniamo che la partecipazione possa essere la soluzione più idonea. Ed ora parliamo del nuovo codice della strada, dalla Marca alla proposta di una patente professionale per gli agenti di commercio. Noi stiamo attivando tutta una serie di iniziative per il riconoscimento della professionalità, quindi che
è legata all'utilizzo dell'auto. Noi siamo qui, vogliamo fare delle proposte, se ci sono le condizioni, per un disegno di legge che ci porti a definire la professionalità, a riconoscere la professionalità di questi lavoratori. La categoria per la quale Wiltux Belluno Treviso chiede questo particolare riconoscimento è quella degli agenti di commercio, per i quali il sindacato avanza dalla Marca la proposta di un disegno di legge per una patente professionale, come già accade per i tassisti. Se a un conduttore con certificazione professionale gli ritirano dei punti, facciamo così, li ritirano su quella certificazione, non sulla patente propria. Una proposta che secondo il sindacato si rende ancora più necessaria alla luce del nuovo codice della strada, che ha portato ad alcuni inasprimenti dal punto di vista sanzionatorio. L'abbassamento della soglia sotto i 10 punti ad avere sanzioni di sospensione della patente addirittura. Quindi in questo caso questi lavoratori si troverebbero a trovarsi la patente sospesa. Il rischio maggiore è che addirittura il cliente possa recedere dal contratto e quindi sospendere il rapporto di lavoro, se non revocarlo addirittura. È chiaro che l'impatto delle regole, della riforma del codice della strada non impatta in maniera uguale per tutti. Un progetto che Wiltux intende portare avanti con incontri tra i diversi soggetti coinvolti e poi naturalmente sul piano politico. Noi vogliamo incontrare i soggetti politici per dire: guardate che questo è un settore specifico dove l'utilizzo dell'auto non è di piacere, ma sono obbligati ad utilizzarla. Parcheggi selvaggi all'ospedale di Treviso, dall'amministrazione in arrivo soluzioni, più controlli e cambio di destinazione dell'area davanti al pronto soccorso. Resta il nodo dei posteggi in centro in vista di grandi eventi. L'assessore De Checchi fa sapere che è in atto il bando per la realizzazione di un fast park vicino allo stadio. La cittadella comincia ad avere le sue caratteristiche definitive e naturalmente abbiamo visto che alcune aree di parcheggio vanno potenziate rispetto ad altre aree che invece vanno depotenziate, soprattutto in ordine alla sosta non regolare. Mi parlo ad esempio dell'ovale davanti al pronto soccorso. L'ospedale si allarga, cambiano le esigenze, traffico, parcheggi selvaggi. Oggi è questa la situazione davanti al pronto soccorso del Ca' Foncello, a cui il Comune sta cercando di porre rimedio. Da qui partiremo con una serie di iniziative che quindi debbano spingere verso l'utilizzo di quei parcheggi, lasciando la rotonda davanti al pronto soccorso il più libera possibile da veicoli mal posizionati, quindi in sosta vietata, e quindi garantendo anche maggior rotazione a chi ha bisogno di maggior necessità, soprattutto di servizi come quelli del pronto soccorso. Partiremo innanzitutto con una cartellonistica che metta in chiara evidenza i parcheggi liberi verso la rotonda in concomitanza della tangenziale. Aumenteremo i controlli in modo tale che anche la sosta vietata o selvaggia, se vogliamo dire, cessi. Non escludo che nel tempo si possa arrivare anche ad altre soluzioni. Tra le soluzioni la realizzazione di un fast park che sarà realizzato dietro la curva del Tenni. Prospettive però ancora lontane in un periodo in cui Treviso si appresterà ad accogliere l'affluenza delle persone che arrivano per la corsa in rosa e per la DJ10 e gli eventi ad essa collegati. In questo periodo una concomitanza di circostanze che hanno reso il tema parcheggio assolutamente difficile, non va negato, dai cantieri alla necessità di rinnovare alcuni parcheggi che sono stati temporaneamente chiusi, adesso sono in corso di riapertura. L'obiettivo naturalmente è quello nell'immediato di riuscire a gestire i parcheggi esistenti con maggior segnalazioni e con la realizzazione di nuovi parcheggi che dovrebbero dare più respiro alla città intera, così come il fast park e naturalmente gli altri parcheggi oggetto di project financing. Via dal 12 maggio il servizio a chiamata di Mom per le frazioni di Carbonera da e per il centro cittadino. Continua la rivoluzione del servizio di trasporto pubblico destinato a migliorare e adattarsi alle esigenze degli utenti.
I residenti sia di Treviso che di Carbonera avranno modo di spostarsi facilmente, in maniera molto più sartoriale, collegare anche quartieri e frazioni e avere magari dei collegamenti anche nei confronti di alcuni siti di interesse, così come l'ospedale Maggiore, che prima invece non erano collegati direttamente. Prenotare il proprio viaggio da 7 giorni fino a 30 minuti prima della partenza è il servizio Mom Plus, che sarà attivo dal 12 maggio in fase di sperimentazione fino a fine anno. Un servizio a chiamata con percorsi e orari flessibili e che andrà a integrare l'offerta già esistente delle linee 7 e 10, collegando negli orari di Morbida anche le frazioni di Mignagola, Carbonera e Pezzan tra loro e con il centro città. Su 15 ore di servizio 6 sono a chiamata, dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 21. Le prenotazioni possono avvenire con telefono per le persone che non hanno dimestichezza con il cellulare, ma tramite app. Un servizio ampio con 180 fermate e quindi un servizio credo sia a misura di utenza. Saremo di supporto con gli sportelli appunto di supporto digitale che abbiamo presso il Comune di Carbonera, presso la biblioteca del Comune di Carbonera e il Circolo Noi di Mignagola. Un esempio concreto di utilizzo di questo servizio è per esempio recarsi al centro medico di Mignagola dalle altre frazioni, per esempio Pezzan e Carbonera, quindi comodamente dalle 9 alle 12 si potrà prenotare una corsa specifica. Un servizio che è destinato a migliorare e a testare l'affluenza dei passeggeri come già a Vittorio Veneto, dove si sta affinando, e a Villorba, dove si è visto il raddoppio dell'afflusso di persone che fanno utilizzo dei mezzi pubblici. Una rivoluzione culturale e di approccio al trasporto pubblico che noi auspichiamo e ne siamo convinti possa avere un grande successo, così da far sì che vi sia maggior servizio per i cittadini, maggiore efficienza nel trasporto pubblico, efficientamento delle corse e anche minor traffico veicolare. Olimpiadi 2026 e viabilità, il punto sulla variante di Valle di Cadore. Proseguono i lavori sulla SS51 di Alemagna in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. 3 le varianti in corso d'opera e tra queste quella che cambierà di più la vita dei residenti è sicuramente quella di Valle di Cadore. Lo dico e lo ribadisco, non cambia niente secondo me sulle quantità di traffico, però renderà e darà la possibilità a Valle di rendere vivibile una parte del paese molto importante come la Borgata Costa, che oggi è massacrata dal traffico e che ora con la variante verrà liberata. In effetti la situazione è abbastanza invivibile ed è capitato anche di vedere camion rimorchio che incontrandosi non riuscivano più ad andare né avanti né indietro. Cosa ne sarà però poi del comune di Valle senza il turismo portato dal traffico di attraversamento? Stiamo lavorando ormai da quando si iniziava a parlare di varianti, quindi da ancora i mondiali di sci del 2020, e quindi abbiamo messo a terra dei programmi, una programmazione per quello che sarà poi lo sviluppo della borgata. È logico che io lascerò questa eredità a chi verrà dopo di me, dovrà essere assolutamente cavalcata e messa a terra andando a cercare dei soldini e facendo dei progetti. Ed ora torniamo nel Trevigiano, 24 anni, volontario quando ne aveva 16, Nicolò Saccarola è il più giovane in Veneto alla guida di gruppo comunale di protezione civile, accade a Zero Branco. La protezione civile non è solo emergenza, è prevenzione, formazione e comunità ed è un'occasione per tutti per diventare parte attiva del territorio. Il messaggio di Nicolò Saccarola, nuovo presidente della protezione civile a Zero Branco, che conta oggi più di 50 volontari. Diplomato in architettura e ambiente, ora studente di scienze giuridiche della sicurezza e della prevenzione all'Università di Ferrara, Nicolò, di soli 24 anni, è il più giovane in Veneto e probabilmente anche in tutta Italia. Volontario dal 2017 e caposquadra dal 2023 sotto la guida del presidente uscente Salvatore Carlozzosi. Si rivolge prima di tutto ai giovani. Giovani, una decina nell'organizzazione, quindi insomma siamo una bella squadra. Giovani che hanno una grande esperienza, che hanno voglia di ascoltare e imparare. Un messaggio di inclusione verso i propri coetanei, investire su una continua formazione, sostenere e incentivare il volontario giovane. Obiettivo principale: portare avanti un gruppo responsabile ampliandolo con nuove leve. Il motto è: tutti siamo protezione civile.
Il cittadino ha un ruolo fondamentale e la partecipazione alla protezione civile e quindi al volontariato di protezione civile, che si traduce poi in formazione e si traduce poi in sviluppare un senso di consapevolezza di quello che è, di che cos'è la prevenzione, di che cos'è il rischio. La necessità che aumenti la consapevolezza e le azioni di prevenzione con cambiamenti climatici sempre più frequenti. La protezione civile non è solo emergenza. Non sono solo le attività che vediamo tutti i giorni quando succedono i problemi, sono anche azioni silenziose che spesso il cittadino non vede, sono addestramento, sono le uscite quotidiane dei nostri uomini e donne che vigilano sul territorio. Carenza di personale sanitario nei centri trasfusionali e necessità di incrementare il plasma. Queste le criticità emerse nel corso dell'Assemblea regionale dell'Avis. Se da una parte sono emerse delle criticità che secondo l'Avis regionale devono trovare al più presto una soluzione, dall'altra è saltato all'occhio un aspetto positivo. All'Assemblea Veneta hanno partecipato molti giovani. Perché hai scelto di entrare in Avis? Ho scelto di entrare in Avis per dare un contributo agli ammalati donando sangue. È un esempio che ho avuto anche in famiglia, perché papà anche lui è avisino da quando ha 18 anni e io a mia volta insomma sono diventata donatrice. Cosa potrebbe essere migliorato? Allora, la comunicazione sicuramente, soprattutto perché ovviamente Avis è una rete associativa, quindi deve trasformarsi in una rete a tutti gli effetti. Io l'Avis la vedo ancora un po', passatemi il termine, un pochino anzianotta, nel senso che ci dovrebbero essere delle cose da modernizzare, da aggiornare, dei processi da rendere un po' più digitali, un po' più scorrevoli. Fra l'altro, tra Avis Veneto e ABVS Belluno si è registrato un incremento dei donatori dell'1,83% rispetto al 2023. I nuovi donatori e donatrici sono 11.083. Sono loro che ogni giorno spiegano dall'associazione a rendere possibile un gran numero di interventi chirurgici e cure nei vari ospedali. Intanto l'Avis fa i conti con alcune problematiche che necessitano delle soluzioni: la carenza di personale sanitario nei centri trasfusionali e necessità di incrementare il plasma. Il discorso del plasma sta diventando una cosa veramente necessaria per gli emoderivati. In questo momento siamo autosufficienti a livello nazionale per il 60-65% ed è veramente, siamo insufficienti, e dover reperire il plasma e gli emoderivati da altre nazioni sta diventando oltremodo una cosa non buona. E questo nonostante si sia registrato un piccolo incremento nella raccolta del plasma del 2,97%. In lieve calo invece la raccolta di Avis di sangue intero, passato da 176.266 unità nel 2023 a 174.531 nel 2024. Il virus sinciziale causa infezioni respiratorie particolarmente gravi nei bambini molto piccoli, quali ad esempio la polmonite e soprattutto la bronchiolite. Ora arrivano novità positive grazie ad un anticorpo monoclonale che è disponibile in Veneto dalla stagione 2024-2025. È una cosa epocale, perché in pratica le bronchioliti sono quasi sparite e questo ha un impatto importantissimo sulla funzionalità degli ospedali, ma anche sul numero di visite che i pediatri devono fare, sulle famiglie che perdono il lavoro perché i bambini si ammalano, e sui costi, perché un costo di un ricovero in terapia intensiva è altissimo, quindi anche dal punto di vista economico la spesa che è stata fatta è stata compensata. Il Veneto è la prima regione italiana ad aver avviato una campagna di prevenzione del virus sinciziale. I risultati nella nostra regione parlano di una riduzione nella stagione 2024-2025 dei passaggi in terapia intensiva dell'83% rispetto allo stesso periodo del 23-24. I ricoveri sono crollati del 74%, passando da 1.300 a 260. Abbiamo i dati che dimostrano una riduzione dell'80%, del 78-80% dei ricoveri, e questo è un dato veramente incredibile. Il virus respiratorio sinciziale era la principale causa di ricovero dei bambini al di sotto del primo anno d'età. In Veneto c'erano ogni anno almeno 900 ricoveri in seguito alla bronchiolite.
ora, con l'utilizzo dell'anticorpo monoclonale, i piccoli sono più protetti. Per oltre l'80% dei bambini nati in stagione hanno aderito all'immunizzazione, cioè significa che questi bambini non si sono ammalati. Abbiamo avuto un crollo dei ricoveri ospedalieri, delle giornate di degenza, e le giornate in ospedale hanno un significato estremamente importante, perché il bambino sta male, perché i genitori devono star lì e perché il personale ospedaliero non si può dedicare ad altro. Azienda Zero sta già predisponendo una nuova gara per la prossima stagione invernale, durante la quale si punta ad immunizzare un numero ancora maggiore di bambini. È stata una strada che abbiamo avviato perché ci abbiamo creduto nelle evidenze scientifiche, creduto nella capacità organizzativa della Regione, e abbiamo avuto il supporto anche di poter acquistare le dosi, perché anche la parte economica, quindi la sostenibilità, oltre che la fattibilità in una campagna di offerte è molto importante. Ed ora invece vi raccontiamo di una figura partigiana importante per il Veneto, ma soprattutto per la provincia di Belluno, quella di Rizzieri Raveane, per tutti Nicolotto. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Rizzieri Raveane, meglio noto come Nicolotto da Celarda, una figura che certo non tutti conoscono, ma che è cara all'ANPI, che ha voluto farsi carico del restauro della sua tomba nel piccolo cimitero proprio di quella Celarda da cui era partito. Noi curiamo sempre ogni occasione possibile per anche dare gloria, se vogliamo, ai nostri morti, che sono morti per la libertà, hanno combattuto, ci hanno dato la Costituzione, quindi per noi è una necessità, soprattutto per quelle persone che non hanno più i parenti, che non sono morti, quindi le loro tombe è giusto ripristinarle. Ma chi era Nicolotto? Un libro lo racconta, e chi lo scrisse non poteva non essere presente alla cerimonia, ricordandone la figura. Rizzieri Raveane, detto Nicolotto, nome di battaglia Nicolotto, è quello che possiamo considerare davvero il primo partigiano delle montagne bellunesi. Lui aveva un curriculum antifascista che comincia dalla Francia, quando parte da Celarda a 16 anni come emigrante, e dopo dalla Francia parte volontario in Spagna con le Brigate Internazionali, dove appunto diventa addirittura capitano delle Brigate Internazionali, una persona estremamente umile, falegname, terza elementare, che partiva appunto qui da Celarda. Quando poi è iniziata la resistenza qui in provincia di Belluno, lui è stato tra i primissimi, il primo che salì appunto alla caserra Spasima sopra Lentiai per organizzare la resistenza, il primo gruppo armato della resistenza. Lui è stato il primo comandante della resistenza bellunese. Il rischio, oggi rappresentato da alcuni presenti, è che la tomba non sia perenne e che Nicolotto rischi di essere esumato e cancellato. L'ANPI si farà ora carico di verificare che non possa accadere. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, poi di nuovo in studio con altri servizi. Rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. €1 per ogni bestemmia pronunciata all'interno del bar. È l'iniziativa dei titolari di un locale di Fontanelle che ora hanno donato quanto raccolto ad un'associazione benefica della zona. €150 è quanto raccolto da Valentina Vedovato, dalla sorella Marta e da mamma Dina, cotitolari del Bar Mexico di Lutrano di Fontanelle. Qualche anno fa, prendendo spunto da un'iniziativa simile di un altro locale della Marca, hanno deciso di multare i clienti che si lasciavano andare ad imprecazioni. Così, per sensibilizzare le persone che abbiano magari un dialetto un po' meno scurrile, cerca un attimo di tenerli un po' in riga, ecco, diciamo così, fargli notare un po' di più quando parlano, di tenersi un po' di più il contegno. Quando un avventore scivolava in una bestemmia, scattava per lui la sanzione di €1. È proprio il simbolo che richiama
questa cosa, ecco. Il ricavato di questa iniziativa è stato donato ora in beneficenza alla locale associazione La Fonte. Aiutano un po' gli anziani, fanno del bene, ecco. E siccome è sempre comunque un'associazione del paese, cerchiamo sempre di stare, di dare la possibilità di aiutare i nostri vicini. La cassettina resterà al suo posto, continuando a raccogliere le multe. È simpatico perché comunque ogni tanto c'è qualcuno che passa di passaggio, legge il cartello, fa le foto e ci ringraziano e ci fanno i complimenti per questa scelta. Inaugurata dal Vescovo Tomasi tra il Duomo e il Battistero la mostra Il dono e la speranza, memoria, fede e bellezza, espone opere d'arte, suppellettili liturgiche, beni librari e documentali provenienti dal Museo Diocesano d'Arte Sacra, dall'Archivio Storico Diocesano, dalla Biblioteca Capitolare e dalla Biblioteca del Seminario. Curatore Don Paolo Barbisano. È bello che possiamo citare fin da subito Papa Francesco con il suo numero 167 dell'Evangelii Gaudium, che è stato il suo testo programmatico, dove ci invita davvero ad annunciare il Vangelo anche con la via della bellezza. Allora, in questa mostra, che ha il titolo Dono e Speranza, abbiamo voluto ricordare i temi del Giubileo e anche un tema che ci accomuna tutti, che è il battesimo. Qui ritroverete una piccola esposizione dell'enorme patrimonio storico-artistico della nostra diocesi e ritroverete, ecco, il patrimonio dei nostri istituti culturali, del museo, della biblioteca e dell'archivio diocesano, attraverso oggetti che parlano esattamente dei nostri significati. Il portale romanico ci parlerà di una soglia che divide il mondo sacro e il mondo profano. Il dono, ambientato nella cappella Malchiostro, ci parlerà dei doni della cattedrale, ma del dono che è Gesù Cristo per ognuno di noi, doni che riguardano oreficerie antiche, medievali, e poi ancora i segni d'amore davanti allo stupendo, evocativo dipinto di Safed Zek, il pane della carità. Abbiamo mostrato come nella vita dei nostri santi dell'8 e del Novecento si è sviluppato, hanno spezzato in maniera, come posso dire, originale e fantasiosa quel pane d'amore che è stata la loro vita. C'è una chiave di Bacchita che rappresenta il suo essere accogliente durante gli anni di portinaia a Schio, ci sono le scarpe di Bertilla che hanno percorso per tanti anni i corridoi dell'ospedale di Treviso e di quei reparti che nessuno voleva visitare, come i reparti delle malattie infettive. C'è l'istituzione delle Caritas da parte di Giovanni Antonio Farina con una data record, 1803, pensate. E poi ancora la lettera ai profughi di Longhin, che dice ai parroci del Piave di non muoversi da sotto le bombe, di restare con le proprie comunità oppure di partire profughi insieme con esse. Ma poi, ecco, qui in Battistero ritroveremo il tema del battesimo, che verrà sottolineato un po' da una ambientazione immersiva con parole e musiche, ma poi ancora con degli oggetti, con delle oreficerie che ci parlano esattamente del battesimo, di una vita nuova, di una testimonianza che viene raccontata dalla memoria viva dei nostri beni. Inoltre, qui in Battistero avremo anche questa opera d'arte contemporanea che verrà costruita attraverso lo scrivere il nome su dei grandi fogli di carta particolare che l'artista contemporanea Lore Bert poi riassemblerà in una opera d'arte collettiva contemporanea che sarà esposta il prossimo anno nella Biennale di Venezia. Seconda tappa del percorso espositivo che prende in esame la presenza del vetro artistico di Murano alla Biennale di Venezia dal 1932 al 1942. La mostra rimarrà aperta nell'isola di San Giorgio fino al prossimo 23 novembre.
Da Carlo Scarpa con la fornace Venini fino a Fabio Poli o il pittore Dino Martens sono alcuni degli artisti che hanno accompagnato con grande successo le diverse esposizioni internazionali d'arte della Biennale di Venezia per un decennio, precisamente dal 1932 al 1942, e che ritroviamo oggi nella mostra allestita all'Isola di San Giorgio a Venezia, che rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 23 novembre. Si tratta della continuazione della mostra già organizzata lo scorso anno. Il progetto si intitola Le stanze del vetro ed è portato avanti dalla Fondazione Giorgio Cini con Pentagram. La mostra, a cura di Marino Barovier, è a ingresso libero ed è aperta tutti i giorni eccesso il mercoledì dalle ore 10 alle 19. Quest'anno, in questa occasione, nel 1932, l'Ente Biennale insieme all'Istituto Veneto per il Lavoro hanno edificato una sede espositiva che si chiama Padiglione Venezia. Questo padiglione, progettato da Breno Del Giudice, era una cosa straordinaria, bellissima anche dal punto di vista architettonico, e poteva ospitare tutte le arti decorative di Venezia. Luciano Gambero, presidente del consorzio Promovetro di Murano, sottolinea la valenza di questa iniziativa. Il vetro non è più solo semplice artigianato locale, ma anche arte e design. Il vetro di Murano è sempre stato molto presente durante le biennali del passato. Ci auguriamo che questo possa avvenire anche in un prossimo futuro, perché ormai il vetro non è solo artigianato, ma è anche arte e design. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie davvero per averci seguito. Arrivederci.